Si chiude con un miglio riservato a cavalli di 3 anni, ritirata Fover Mary, Fair Play Fox, Flower Griff, Fenestrel Font, Fernando Trio, Francisco Benale, Florida Wiesel. Questo è lo schieramento, favori netti per Flower Griff, va davanti Fenestrel Font, ma all'esterno è veloce anche Francisco Benal che attacca. Fenestrel però non si lascia sopravanzare e replica l'avversario che rimane all'esterno e ora cercherà probabilmente di sistemarsi in schiena. C'è l'errore intanto di Florida Wiesel. Al comando Fenestrel Numero Font, si 7, accoda Florida Francisco Wiesel, Benal squalificato. e non tarda a questo punto a progredire Flower Griff che supera Francisco Benal e va a chiedere e a ottenere strada da Fenestrel Font, che non si oppone ovviamente al nettissima favorita, che guida dopo 500 metri di gara sulla stessa Fenestrel Font e Francisco Benal. Più indietro Fernando Trio a precedere Fair Play Fox. Tanto continua a comandare la gara Flower Griff nei confronti di Fenestrel Font. 800 iniziali in 1-1 e 4. Fenestrel in seconda posizione, in terza Francisco Benal, poi non cambia nulla con Fernando Trio in quarta posizione e Fair Play Fox in quinta posizione. I primi tre hanno preso un po' di vantaggio, chilometro in 1:17,2. Roberto Vecchione non accelera ancora, ha sempre in schiena Fenestrel Font e Francisco Benal, mentre dalla coda cerca di muovere Fair Play Fox. 400 all'arrivo, parziale ora in 15:1. Fenestrel sempre in scia, in terza posizione Francisco Benal. Completamento della curva finale, ultimi 200 metri di gara, entra in vantaggio Flower Griff. Fenestrel Font in seconda posizione, prova lo spunto ma Flower Griff fa buona guardia e allunga in scioltezza per concludere e vincere la terza consecutiva. Flower Griff che dà anche il triplo a Roberto Vecchione in serata. Secondo posto per Fenestrel Font, al terzo finisce Francisco Benal 1:16,5 con tutta la facilità possibile. 29,4 chiudere, ma una vittoria davvero nettissima per Flower Griff e Roberto Vecchione. Questa volta per il training di Holger Ehlert e per la scuderia Taranto. Triplo in chiusura quindi per Roberto Vecchione. E serata che si chiude qui, l'appuntamento è per lunedì prossimo 12 agosto.